Osservate questi affreschi di scuola leonardesca all'interno del convento dell'Annunciata vicino Milano. Queste opere rappresentano una delle più antiche tradizioni italiane, l'arte del raccontare storie e di stupire decorando i muri. Dal Rinascimento ad oggi lo spirito italiano ha saputo preservare una cultura diffusa, fatta di invenzione e sperimentazione, una cultura artigianale capace di trasformare le materie prime in opere senza tempo. Da sapienti miscele di materia e colore, un'azienda italiana leader nel mercato dei decorativi, Nova Color, crea prodotti dalle suggestioni uniche e di una bellezza essenziale, il tratto distintivo di uno stile unico al mondo, quello italiano. Calcecruda, rivestimento decorativo minerale per finiture d'interno. Calcecruda è un rivestimento decorativo minerale per interni dalla forte connotazione naturale. Calcecruda è un formulato a base di idrato di calce, argilla purificata, marmi selezionati e sabbie naturali, che conferiscono ottima lavorabilità all'impasto. Calcecruda consente di ottenere finiture di pregio, dagli aspetti estetici nuvolati, colori morbidi e caldi e strutture materiche, un elegante e naturale complemento d'arredo per superfici interne. Preparare la superficie con uno strato di Nova Primer fissativo acrilico pigmentato all'acqua con farina di quarzo. Applicare uno strato di calcecruda con spatola inox a rasare. A supporto ancora bagnato, lavorare alcune porzioni della superficie con rete d'armatura per cappotto, spatola inox e con rullo frangibolle, così da creare un disegno irregolare. Quando il prodotto inizia ad asciugare, lisciare parti della superficie con spatola inox. Attendere la completa essiccazione e procedere con l'applicazione del secondo strato di calcecruda. Utilizzare nuovamente il supporto di rullo frangibolle e spatola inox per aumentare la profondità del disegno. È possibile utilizzare stampi diversi a seconda del disegno che si vuole ottenere sulla superficie. A completa essiccazione, applicare con frattone in spugna uno strato di antiche patine fase silossanica diluita 1 a 1 con acqua. Lavorare la superficie con spugna e frattone in spugna. Per enfatizzare ulteriormente le venature, è possibile applicare un secondo strato di antiche patine fase silossanica con frattone in spugna e pennello. Tempo di essiccazione circa 24 ore, in base al tipo di supporto, al suo assorbimento e alle condizioni ambientali.